Prima Corinzi, capitolo 11, dal verso 17. Nel darvi queste istruzioni non vi lodo del fatto che vi radunate, non per il meglio ma per il peggio. Poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea vi sono divisioni fra voi, e in parte lo credo. Infatti è necessario che ci siano tra voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Quando poi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e umiliate quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Devo lodarvi? In questo non vi lodo, poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me». Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva dal calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati con il mondo. Dunque, fratelli miei, quando vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangi a casa, perché non vi riuniate per attirare su di voi un giudizio. Quanto alle altre cose, le regolerò quando verrò». Signore, parla al nostro cuore dell'unità del corpo che Cristo ha acquistato sulla croce. Parlaci, Signore, dell'attitudine del cuore che Tu desideri in ognuno di noi. Signore, metti per mezzo dello Spirito Santo una piena consapevolezza che siamo davanti all'opera Tua, un'opera che non è stata comprata con oro, con argento, ma con il prezioso sangue del Tuo figliuolo, Signore. Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo afferrare le cose di valore e possiamo ritenere le cose migliori, Signore, ed essere approvati da Te, accostarci a Te degnamente. Te lo chiedo chiedendoti aiuto, Signore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi, fratelli. Noi leggiamo sempre questo brano, una parte di questo brano relativa alla cena del Signore, ma Paolo racconta di questa rivelazione. Lui dice che ricevette da Gesù quello che diceva. Quindi non lo apprese dagli apostoli, da Pietro, da Giovanni, da Matteo, ma Gesù gli parlò direttamente. Noi sappiamo che ci fu un periodo nella vita di Paolo in cui il Signore si rivelò a lui, gli spiegò tutto, lo ammaestrò, e lui poi poteva insegnare agli altri dicendo: vi dico quello che io ho ricevuto dal Signore direttamente. E così parla della cena del Signore, anche se lui di fatto, quando Gesù istituì la cena, non era presente, ma colui che la istituì si presentò a lui e lo ammaestrò. Ma lui inserisce questo ricordo della cena del Signore all'interno di un insegnamento relativo all'unità del corpo di Cristo, perché quando noi ci accostiamo alla cena del Signore, come stiamo per fare questa mattina, quello che deve essere forte nel nostro cuore è il senso di unità del corpo di Cristo,
di cui noi facciamo parte, è tutto nell'opera del Signore, e tutto anche nella cena del Signore parla dell'opera di Cristo. E noi siamo chiamati a discernere questa unità del corpo, siamo chiamati a discernere. Addirittura Paolo dice che chi non discerne il corpo di Cristo e chi si accosta indegnamente al corpo di Cristo chiama un giudizio su di sé. Ci sono molti aspetti per parlare del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo, cioè il corpo del nostro Salvatore che è stato immolato sulla croce, quindi il suo corpo che è salito, è stato elevato su quel legno crudele ed è morto per noi. Ma noi sappiamo che corpo di Cristo è anche il corpo mistico di Cristo, la Chiesa. Noi siamo il corpo di Cristo, siamo il corpo che si muove nel mondo. Noi comprendiamo anche che ci accostiamo con rispetto e riverenza al corpo di Cristo quando comprendiamo che l'opera del Signore è per la salvezza dell'anima, ed è per questo che si accostano alla cena del Signore quelli che sono stati salvati. E visto che noi come umani non abbiamo elementi per sapere se un uomo è salvato o no, l'unico criterio che il Signore ci ha lasciato è il battesimo in acqua. Allora noi facciamo accostare chi è battezzato in acqua come segno che quelle persone hanno accettato Gesù e sono state salvate. Quindi tutti questi segni ci dicono che è importante per noi discernere l'unità del corpo. E allora la cena del Signore viene celebrata dal corpo del Signore. Noi non celebriamo la cena del Signore da soli. Quando vi riunite, dice Paolo, quando Gesù la istituì nella stanza di sopra, erano insieme, non erano da soli, e potevano già comprendere che c'era un corpo. E l'Epistola ai Corinzi ha più passi in cui ci parla di questa unità: un solo Signore, un solo corpo, un solo pane, un solo calice, un solo spirito. Tutto questo ci parla dell'unità. Pensate che nel secondo secolo, quando si celebrava la cena del Signore nel culto, si lasciava una parte del pane e una parte del vino, e il pastore con qualche diacono andavano a casa di quelli infermi, quelli che non si potevano alzare in nessun modo dal letto, per portare la cena del Signore, ma non portavano un altro pane o un altro vino, ma quello che era già stato diviso nel culto, per questo senso di unità. Dio ci chiama a comprendere l'unità del corpo, e vogliamo chiedere al Signore che mentre ci accosteremo ai simboli del pane e del vino, o anche se c'è qualcuno che non è nella condizione di accostarsi, tutti possiamo però comprendere che cosa ha compiuto il Signore. Ho apprezzato molto in questi ultimi giorni che alcuni di voi, avendo il dubbio se accostarsi alla cena del Signore oppure no, mi hanno telefonato per confrontarsi. Ho apprezzato molto, perché significa che c'è grande serietà nell'accostarsi alla cena del Signore. E anche se c'è qualcuno che è in una condizione per cui non si può accostare in questo momento, ma lo potrà fare dopo, lo stesso può essere una benedizione. Il fatto di avere serietà davanti al simbolo del pane e del vino ci fa comprendere che davvero comprendiamo che Gesù ha compiuto un'opera grande, un'opera che va oltre forse anche quello che noi immaginiamo. L'unità del corpo è l'opera vittoriosa della croce. Noi sappiamo dalla Scrittura che la morte è separazione. C'è la morte fisica, che è la separazione della nostra parte spirituale dal nostro corpo materiale. C'è la morte seconda, che è la separazione dell'anima da Dio. La morte è separazione. E se è così, noi scopriamo che l'opera della croce è un'opera di vittoria che invece di separare unisce. Il peccato ha separato le nostre anime da Dio, ma Gesù è salito sulla croce e ha
unito di nuovo, ha riconciliato il nostro cuore con il Padre. È l'avversario che divide, è sempre l'avversario che ha voluto dividere. E ogni volta che noi non ci sentiamo uniti, noi stiamo facendo il gioco dell'avversario. In Eden il diavolo ha voluto separare Adamo ed Eva da Dio, ha voluto separare Caino da Abele, ha voluto separare l'umanità inorgogliendola a Babele quando volevano elevare quell'alta torre, ha separato Abramo da Lot per un campo di pascolo per i loro armenti, ha separato Giacobbe da Esaù per il desiderio di prevalere l'uno sull'altro, ha separato Giuseppe con i suoi fratelli, ha separato Mosè da Aronne e Miriam per l'invidia che i due fratelli avevano su un altro fratello, ha separato il popolo di Dio. Vi ricordate le 10 tribù contro la tribù di Giuda e di Beniamino? Ha separato all'inizio della storia della Chiesa la Chiesa stessa, quando ci fu la questione degli ellenisti, delle vedove elleniste che non venivano servite alle mense come le altre. Ha separato la Chiesa quando andarono a predicare ad Antiochia e il Signore chiamò anche i pagani alla fede. E ancora oggi il diavolo separa in ogni modo, con i suoi sotterfugi, separa le famiglie, distrugge le famiglie, tenta di distruggere le comunità cristiane, tenta di distruggere la società. L'azione dell'avversario è di dividere, e tutto ciò che divide non viene da Dio, ma la morte di Gesù invece ha portato a una riconciliazione. Dice Paolo agli Efesini che dei due popoli Gesù ne ha fatto un solo popolo. Egli ha fatto di noi un popolo, c'è un solo popolo, il popolo di Dio, il popolo che si riconosce soltanto, ed è questo il nostro segno di distinzione, soltanto sull'opera di Gesù sulla croce. Amen. Tutti quelli che hanno accettato Gesù come loro personale Salvatore per mezzo dell'opera della croce appartengono al Signore. Alleluia. E allora l'unità è l'opera vittoriosa della croce. Dice Paolo a Tito che la grazia di Dio salvifica ha operato per acquistarsi un popolo zelante nelle buone opere. L'unità non è soltanto la vittoria della croce, l'unità è il premio di Cristo. Questo è un concetto che esprimo spesso, ma lo voglio ripetere ancora questa mattina. È vero che se anche solo una sola persona in tutta l'umanità avesse accettato Gesù come Salvatore e tutti gli altri no, Gesù lo stesso sarebbe venuto a morire per quell'unico. È vero. Ma l'opera di Gesù è così vasta che grazie a Dio qui questa mattina non c'è uno solo, ma c'è un popolo. E il Signore ha salvato un popolo. E moltitudini nei secoli si sono ravvedute, sono andate a Gesù per la loro salvezza. Egli ha fatto di noi un popolo di re e di sacerdoti, dice Pietro. Quindi l'unità di questo corpo, che è un corpo numeroso, è il premio di Cristo. L'abbiamo letto prima in Isaia. Egli avrebbe dato in premio al suo figlio le moltitudini, avrebbe diviso il bottino con i molti. E allora un popolo numeroso è il premio del sacrificio di Gesù. Quando ci accosteremo tra poco alla cena del Signore, guardatevi che non siamo soli, che siamo tanti, siamo il premio di Cristo. Alleluia, il premio di Gesù. Noi siamo la sua gioia, tutti insieme. Quelle differenze, quegli ostacoli, quelle divergenze sono stati abbattuti alla croce perché tutti insieme possiamo accostarci al simbolo del pane e del vino e sentirci uno in Cristo. Alleluia. Ti sta chiamando, rispondili per favore, se no non riesco ad andare avanti.
Ok. Quindi, quando noi ci vediamo come popolo questa mattina, diciamoci gli uni gli altri, noi siamo il premio di Cristo. Amen. E io credo che Cristo meriti un popolo ancora più numeroso, perché è degno. L'opera che ha fatto è così grande che è degno che questo popolo si ingrandisca ancora di più. E noi vediamo la gloria di Cristo, che si è acquistato un popolo di ogni lingua, nazione e tribù. Un giorno ci conosceremo tutti in cielo e ci stupiremo dicendo: Signore, quanti ne hai salvati? Quanti ne hai salvati? Sei rimasto solo su quel monte, abbandonato da tutti, abbandonato anche da Dio. Ma quando hai vinto la morte, allora non sei più rimasto solo, ma ti sei acquistato un popolo glorioso. Alleluia! E noi vogliamo dire: Signore, grazie per il tuo popolo, grazie per i fratelli, per le sorelle, grazie per quest'unità che ci hai acquistato per mezzo del tuo sangue. Infine, l'unità è l'ordine di Dio. È un ordine di Dio. Non è solo il premio di Cristo, non è soltanto la vittoria di Cristo, è l'ordine di Dio. C'è un popolo e noi lo dobbiamo sapere, dobbiamo farne parte. E non è un popolo così astratto, è un popolo che noi possiamo vedere con i nostri occhi qui questa mattina, di cui facciamo parte, ed è l'ordine di Dio. È l'ordine di Dio. Che siamo insieme è l'ordine di Dio. Che offriamo il culto insieme è l'ordine di Dio. Che serviamo il Signore insieme è l'ordine di Dio. Che il popolo sia unito e non sfilacciato davanti al mondo e davanti a Dio è l'ordine di Dio. Voi sapete che le profezie dicono che le ossa di Gesù non si sarebbero rotte. Ma voi sapete dalla storia che c'era la Pasqua e bisognava affrettare la morte dei crocifissi perché dovevano tirarli giù e dovevano essere certi che fossero morti. E quindi andarono a spezzare le gambe al ladrone alla destra di Gesù, al ladrone alla sinistra di Gesù. Ma quando arrivarono a Gesù, videro che non era necessario spezzargli le gambe perché lui era già morto. E così si adempì la profezia che diceva: nessun osso sarà spezzato. È spirituale questo. Il corpo di Cristo non ha ossa spezzate. Il corpo di Cristo non ha nulla di spezzato, rotto o separato al suo interno. Amen. È l'ordine di Dio. Un ordine che adempirono addirittura i romani senza saperlo. Nel rompersi in croce, morendo, nessun osso fu spezzato. Cristo è morto una volta per sempre. Quel pane è stato spezzato una volta per sempre, quel pane spirituale, perché Dio preservi l'integrità del corpo. Amen. E noi siamo quel corpo. Dio ci preserverà integri. Ha acquistato quest'unità col suo sangue. Ecco perché chi separa il corpo di Cristo, chi non discerne il corpo di Cristo, porta un giudizio su di sé. Perché Dio ha fatto ogni cosa, perché ci fosse l'unità del corpo, noi non possiamo operare per separare questo corpo. Gesù è morto per noi, per tutti noi insieme. Gesù è morto perché noi potessimo insieme accostarci ai simboli del pane e del vino, e Dio vuole che siamo uniti. Ecco perché quando c'è la cena del Signore è buona pratica che ci mettiamo a posto coi fratelli e che lo facciamo prima. Tanti anni fa c'era l'usanza di mantenere un momento del culto in cui
se qualcuno non aveva chiesto scusa a qualcun altro, si alzava dal posto dove era seduto, andava a riconciliarsi. Va bene, ma è troppo tardi. È troppo tardi. Ma dobbiamo riconciliarci, perché l'opera del Signore è un'opera reale. Quando Paolo dice: per questo motivo alcuni di voi sono malati e alcuni muoiono, e noi a volte la prendiamo alla leggera, a volte ci accostiamo ai simboli del pane e del vino, alla cena del Signore, con delle ombre nel nostro cuore, con la divisione nel nostro cuore, col desiderio di non riconciliarci, e andiamo ai simboli dell'unità del corpo con la separazione del cuore. È un ordine di Dio l'unità. Signore, non voglio, ma se ti chiamo Signore, mi sottometterò al tuo ordine. Amen. Che poi, quando il corpo è unito, porta frutto alla gloria di Dio. Amen. E allora noi vogliamo questa mattina ricordare che Gesù ha riportato la vittoria per un corpo numeroso, che siamo noi. Amen. E tu fai parte di questo corpo, sorella, tu fai parte di questo corpo, fratello. Non sentirtene staccato, ma il tuo essere presente nel corpo ti dirà quanto è stato grande il Signore, cosa ha fatto Gesù. Alleluia. Ora gioiamo nel sapere che siamo parte di quel corpo e lottiamo per l'unità del corpo del Signore. Lottiamo, perché se faremo così avremo i sentimenti di Gesù. Amen. Vi chiedo di chinare il vostro capo.